L'assessore regionale alle finanze del Friuli Venezia Giulia, Barbara Zilli, è intervenuta nella sala della comunità di montagna del Gemonese in occasione della quarta tappa del percorso dedicato alla memoria di Enzo Cainero e al confronto sul futuro delle aree montane del Friuli Venezia Giulia. L'assessore ha rimarcato il valore dell'eredità lasciata da Cainero, figura che ha saputo promuovere il territorio montano facendo leva sulla collaborazione, sulla visione condivisa e sulla capacità di mettere in rete energie diverse. Dopo Malborghetto, Cimolais e San Pietro Natisone, l'appuntamento di Gemona del Friuli ha rappresentato un nuovo momento di ascolto e confronto, inserito in un cammino che coinvolge progressivamente la comunità di montagna della regione. Zilli ha sottolineato il ruolo di Andrea Cainero, promotore dell'iniziativa e interprete concreto dei valori trasmessi dal padre Enzo, oggi rilanciati in un percorso che mette al centro collaborazione, la comunità e il futuro del territorio montano e regionale tutto. L'iniziativa punta alla costruzione di un documento programmatico condiviso, elaborato a partire dalle esigenze espresse dai territori e destinato a essere presentato alla regione e a livello nazionale. Una meravigliosa iniziativa voluta dal figlio Andrea, che ringrazio personalmente, per tributare attraverso il ricordo di Enzo Cainero quello che è il nostro mondo montano, meraviglioso, che deve essere sempre più unito, connesso, che deve valorizzare appunto le alleanze che ci sono sui territori per portare fuori questo grande valore che è dato dalle nostre Alpi Carniche e Giulie. È un'occasione appunto bellissima perché Enzo Cainero è nel cuore di tutti noi, lui è stato un grande amante della terra friulana e della nostra regione, è stato un grande promotore di tutte le attività finalizzate appunto a valorizzare il nostro territorio, partendo da un concetto base: lavorare in squadra. Lavorare in squadra anche con skill diversi significa mettere a frutto tutta la bellezza che questo territorio ha, che fonda sì appunto questa bellezza sulla naturalità dei nostri luoghi, ma anche sulla tenacia e la capacità di collaborazione delle comunità.